Purtroppo l'impresa ha abbandonato il cantiere e non è l'unico sito dove questo è accaduto. Per fortuna in Friuli Venezia Giulia sono pochi rispetto ad altre regioni i casi come questi. In questo caso la risoluzione del contratto è arrivato in un momento tale per cui i fondi PNRR non potevano essere salvati. Il plesso scolastico di Campoformido era stato inizialmente finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice ha determinato la risoluzione del contratto in una fase tale da non consentire il mantenimento del finanziamento europeo. Per consentire una rapida ripartenza dei lavori, il Comune ha formalizzato nel dicembre 2025 la rinuncia ai fondi PNRR, evitando qualsiasi rischio di doppio finanziamento, mentre la Regione ha garantito integralmente la copertura economica dell'intervento. Un anno di fatto di lavori per la demolizione totale della scuola e la ricostruzione con tutti i canoni ovviamente previsti per l'antisismicità, l'eliminazione delle barriere architettoniche, il totale efficientamento energetico, proprio perché la scuola sarà emissioni zero. Al momento dell'interruzione erano state realizzate soltanto opere preliminari, tra cui la demolizione della palestra, la bonifica dei materiali contenenti amianto, parte degli scavi, una porzione delle fondazioni e la predisposizione del cantiere. Restavano invece da eseguire tutte le opere principali, dal completamento delle demolizioni alle strutture, dalla copertura degli impianti fino alle finiture, alle sistemazioni esterne, alle aree verdi e agli arredi. L'intervento regionale è stato sostenuto con due distinti finanziamenti, rispettivamente di 1,1 milioni di euro e 5,3 milioni di euro. La Direzione Centrale Infrastrutture ha inoltre affiancato il Comune nella predisposizione della nuova procedura di gara. Grazie appunto a questo rapporto con le infrastrutture che ci ha permesso di ripartire con la gara con una ditta friulana, stiamo parlando dell'Adriacos di Lattisana, che ci ha garantito che se tutto procede come dovrebbe, già nella giornata di domani dovrebbe partire con le demolizioni della vecchia parte dell'edificio.